Carbis Bay in Cornovaglia, il vertice del G7 con i paesi più industrializzati del mondo. È il primo in presenza da inizio della pandemia, che sarà anche uno dei temi del summit. Allora andiamo in diretta da Marco Varvello. Davvero manca pochissimo, perché all'inizio dei lavori, con la consueta tradizionale foto di gruppo, sarà alle 15 ora italiane e se il presidente americano era arrivato in largo anticipo, dando vita ieri assieme al premier Boris Johnson britannico ad una sorta di prevertice, in realtà poi tutti i leader sono arrivati stamattina, i leader dei paesi del G7, capi di Stato e di governo, ma anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Tanti i temi infatti, non soltanto sui vaccini, di cui peraltro già c'è stata una decisione importante, quella del 1 miliardo di dosi da dare ai paesi più poveri, ma anche l'ambiente e poi la geopolitica, con questa sfida alla Cina, che è il vero concorrente, come hanno detto sia Biden sia Johnson. Quindi tanti temi, tante le aspettative, le prime manifestazioni anche di protesta, anche se è difficilissimo arrivare fino a qui in questo estremo lembo della Cornovaglia. C'è stata una manifestazione sulla spiaggia che vedete alle mie spalle di Extinction Rebellion, un gruppo no global, e poi altre, quindi vediamo cosa è successo in questo servizio. Nonostante il vertice si tenga nella più sperduta punta occidentale della Cornovaglia, con una presenza di polizia che ha blindato l'area del Carbis Bay Hotel, ma ha anche reso inavvicinabile l'intera regione, gruppetti di ambientalisti no global sono riusciti a inscenare le prime manifestazioni, più che altro simboliche, come i pupazzoni giapponesi che protestano contro l'eccessivo uso di carbone da parte del governo di Tokyo, o i volti dei leader ritratti sulla